Tutto pronto per la quarta corsa, una prova per soggetti di 4 anni, non vincitori di 15.000 euro in carriera, 6 dietro le ali dell'Autostart. L'1 Dubai Adri Vincenzo Torrente, 2 Diluvio Maurizio Cheli, 3 DJ Piz VP dell'Annunziata, 4 Denaldo P Antonio Velotti, 5 Dante ZS Andrea Farolfi, 6 Dalì del Ronco Antonio Di Nardo. Match tra Dante ZS e Dalì del Ronco, pari a scelta sul campo. Autostart che prende velocità, si prepara al lancio. Partiti con Dante ZS e Dalì del Ronco veloci. Dante che va a condurre, Dalì che prova l'attacco all'esterno. Dante che però difende lo steccato, Dalì del Ronco che si sistema in seconda posizione alla corda. Terzo rimane Diluvio avanti a DJ Piz che non è partito. Poi ancora Denalda OP e quindi sbaglia Dubai Adri la retroguardia. 14:3 il lancio da parte del leader Dante ZS. Dubai Adri squalificato. Che ora rallenta il ritmo. Alle sue spalle si è sistemato Dalì del Ronco che precede Diluvio, mentre ha mosso all'esterno DJ Piz. 32 i primi 400 metri di corsa. Andrea Farolfi ha rallentato abbastanza in maniera decisa il ritmo e completa i 600 metri in 46,4. Passaggio avanti alle tribune, Dante ZS in vantaggio, Dalì del Ronco che fa un po' di dentro e fuori per marcare le mosse di DJ Piz, sposta un giro dalla fine Antonio Di Nardo che va a fare il match che si preventivava. 1-1-3 per gli 800 metri iniziali. Dante ZS guida, Dalì del Ronco che ritorna per un attimo in scia, sbaglia Diluvio, lasciando in terza posizione DJ Numero Piz. 2 Diluvio, il 1000 di gara in squalificato. 1:16,1. Dante ZS avanti a Dalì del Ronco che torna alla carica con decisione sulla retta opposta alle tribune. Dante ZS ha sempre quella lunghezza da gestire, la retta di là in 14,5, 1:36, 1.200. Dante che cerca la difesa, Dalì che non molla al largo. A metà della piegata conclusiva si viaggia così con Dante in vantaggio e Dalì al suo esterno. Poi DJ e Denalda, la retta d'arrivo per Dante ZS che l'affronta in vantaggio. Dalì del Ronco con coraggio ci prova, si difende Dante, Dalì che ritorna con decisione. Dalì del Ronco che nel finale passa e vince netto nei confronti di Dante ZS. Il terzo DJ Piz, 28,2 ad arrivare dopo un 29,3. 800 metri finali esterni cattivi di Dalì del Ronco. Antonio Di Nardo in salchi per il training di Gennaro Casillo, colori del signor Manuele Casillo, tutta la truppa che festeggia in tribuna la vittoria di Dalì del Ronco, un figlio di Julius del Ronco che oggi mette in mostra 800 metri davvero di pregevole fattura, vince netto su Dante ZS che è secondo, terzo DJ Piz.